partecipi al torneo. Non è così. Per vendetta. Buona giornata a tutti cari amici dalla redazione di Media News Italia TV. Proseguendo nel nostro viaggio nella terra antichissima che è la Sardegna, oggi dedichiamo lo speciale agli Shardana, l'antico popolo di abili guerrieri ed esperti viaggiatori, vissuto verso la fine del secondo millennio a.C. nell'isola. Molti studiosi ritengono che abbiano dato vita alla cosiddetta civiltà nuragica, i cui resti sono tuttora visibili. Nonostante il rinvenimento degli ultimi decenni, questa popolazione rimane ancora un mistero tutto da svelare. Tra i cosiddetti popoli del mare, una coalizione di diversa estrazione che imperversò nel Mediterraneo orientale verso la fine del secondo millennio a.C. Gli Shardana occuparono un posto in primo piano. Questa popolazione, composta da abili guerrieri ed esperti navigatori, affonda le proprie radici nell'antica isola di Sardegna. Sebbene il dibattito archeologico sia ancora aperto, molti studiosi concordano nel ritenere che gli Shardana possano essere identificati addirittura come i primi abitanti dell'isola. Molte sono le attuali conoscenze da fonti indirette, in particolare di origine egizia. La testimonianza più antica di cui siamo a conoscenza risale al 1350 a.C., nelle quali gli Shardana vengono descritti come un temibile popolo di pirati e mercenari. Nel XXIII secolo gli Shardana presero di mira le coste dell'Egitto, rendendosi protagonisti di numerosi saccheggi ed incursioni. La loro abilità nell'arte della guerra e la ferocia con la quale portarono avanti le azioni militari preoccupò non poco il faraone Ramses II. A tal proposito, nella città di Tanis è stata ritrovata una stele sulla quale è possibile leggere la seguente affermazione: i ribelli Shardana, che nessuno ha mai saputo come combattere, arrivarono dal centro del mare navigando arditamente con le loro navi da guerra. Nessuno è mai riuscito a resistergli. Nonostante rappresentassero una minaccia costante per la terra dei faraoni, gli egizi ammiravano la loro destrezza ed abilità nel combattere. A testimonianza di ciò, il faraone Ramses II decise di assoldare così guerrieri Shardana all'interno della guardia reale. Come anticipato in precedenza, l'origine di tale popolazione rappresenta un enigma tuttora irrisolto. Attualmente la teoria più accreditata sostiene che gli Shardana provenissero dal Mediterraneo occidentale, costituendo le antiche popolazioni nuragiche della Sardegna. Viceversa, un'altra corrente di pensiero tende a identificare le origini degli Shardana nei paesi del Mediterraneo orientale, dai quali sarebbero partiti alla volta dell'Egitto con l'intento di invaderlo e di possessarsi delle sue enormi ricchezze. Respinti dall'esercito del faraone, continuarono il loro viaggio verso occidente, insediandosi in Sardegna, che divenne da quel momento la loro nuova patria. Cari amici, seguiamo ora insieme il filmato dedicato probabilmente al primo popolo che ha abitato la nostra splendida isola, la Sardegna. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Da Renato Scanu a tutti voi la più cordiale. Buona giornata.